I carabinieri hanno arrestato a Locri un pregiudicato, Luigi Spataro, 58 anni, ricercato per una serie di reati commessi in varie province tra il 2000 e il 2004. Spataro era ricercato dal 12 aprile del 2007, mentre era detenuto a Milano. Si era reso irreperibile dopo aver ottenuto un permesso per recarsi a Locri. 50 kg di prodotti tra insaccati di vario genere, carne fresca e formaggi sono stati sequestrati nel corso di un controllo in un mercato alimentare coperto nel comune di Vibo. I controlli hanno evidenziato anomalie nell'etichettatura e carenti condizioni igieniche, elevate sanzioni per circa 10.000 euro. Si è svolta oggi nel Vibonese una manifestazione nell'ambito del percorso nazionale della Gerbera Gialla 2011 promossa da Riferimenti, con la partecipazione del procuratore nazionale antimafia Piero Grasso. Dopo la consegna del premio L'Operatore d'Oro al procuratore, un corteo si è snodato lungo le vie di Limbadi. Ha fatto tappa in Calabria. Il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, intervistato a Crotone, ha trattato vari temi, dalla morte di Bin Laden alla guerra in Libia ai referendum. Per Di Pietro la guerra non risolve il problema del terrorismo, ma occorrono operazioni più mirate, come ha dimostrato la cattura e l'uccisione del leader di Al-Qaeda. Si è svolto ieri a Catanzaro, nel giorno della festa dei lavoratori, la cerimonia per la consegna delle stelle al merito a 26 nuovi maestri del lavoro. Nel suo intervento il prefettore Pucci ha parlato di contrasto all''ndrangheta.